Sangue e paura a Cagliari. Due uomini si affrontano armati a Sant'Elia e finiscono entrambi in codice rosso al Brozzu, nella serata di ieri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di continuare ti chiedo un attimo di iscriverti al canale e mettere un like al video, perché quello che è successo a Sant'Elia, a Cagliari, non è solo cronaca, riguarda la sicurezza di tutti coloro che vivono in questa città. Tutto succede a Cagliari, nel quartiere Sant'Elia, in via Schiavazzi, davanti a un locale. È sera, tra le 20:30 e le 22, quando una lite da due uomini del posto degenera improvvisamente. Uno dei due viene accoltellato alla schiena, l'altro viene colpito da un'arma da fuoco alla gamba. Entrambi crollano a terra, gravemente feriti. Ma perché avevano delle armi addosso? E soprattutto, era davvero solo una lite? I soccorsi del 118 arrivano subito e trasportano entrambi d'urgenza all'ospedale Brozzu, in codice rosso. Sul posto intervengono le volanti, la squadra mobile di Cagliari e la polizia scientifica. Le indagini sono in corso e una delle ipotesi principali è quella di un regolamento di conti. Non si esclude il coinvolgimento di altre persone. Ancora una volta, Cagliari e il quartiere Sant'Elia finiscono al centro di un episodio di violenza armata che riaccende il tema della sicurezza in città. Per rimanere informato su quello che accade sul territorio sardo, iscriviti e lascia un like. Secondo te episodi come questo a Sant'Elia sono casi isolati o il segnale di un problema più profondo sulla sicurezza a Cagliari? Se ti vuoi parlarne, a me farebbe piacere. Detto ciò, siamo arrivati alla fine, perciò ti ringrazio per il supporto, ti saluto e ti abbraccio. Alla prossima.